Zero Branco rinnova la sua festa dedicata al radicchio rosso di Treviso IGP, uno dei 3 appuntamenti con i prodotti agricoli del suo territorio. Ma questi appuntamenti sono anche qualcos'altro, soprattutto per i giovani. Infatti partecipare all'attività della Proloco sta diventando sempre più anche un momento educativo. Vediamo che ci sono anche tanti giovani che servono i tavoli, vuol dire che è una palestra per i giovani? Certo, noi cerchiamo sempre di esaltare anche i giovani, perché soprattutto per non lasciarli sulle strade, e noi abbiamo anche la fortuna di averne tanti giovani. Che valori date voi ai giovani, al di là del momento di aggregazione? Beh, noi abbiamo dato parecchio, abbiamo anche eliminato a volte delle cose, però abbiamo fatto in modo che ci siano delle aggregazioni tra i giovani, perché qui ormai le aggregazioni sono solo settoriali, non vanno più bene. Prevenzione quindi di fenomeni violenti attraverso la partecipazione in un ambiente genuino e a contatto stretto con gli adulti si conferma anche una sana palestra di vita, perché partecipare attivamente alla sagra e a contatto diretto con le persone ridà a molti ragazzi quella dimensione reale che l'abuso di telefonini ha reso per molti solo virtuale. Riuscite quindi ad educarli a stare insieme? Sì, riusciamo, perché abbiamo anche 2 gruppi che seguono i giovani, proprio dedicati apposta, che loro li seguono proprio da principio fino alla fine. Un percorso sociale e educativo che sta contagiando anche altre Proloco, costantemente in cerca di nuove leve per mantenere vivo lo spirito associativo e di servizio alle comunità. Noi abbiamo da anni chiamiamola joint, con i nostri amici di Quinto, che per noi sono fratelli ormai, che loro praticamente vengono qui a dare una mano a noi andiamo a dare una mano a loro, perché ormai il volontariato è una merce talmente rara che se non facciamo così, queste manifestazioni che occupano 200 persone come personale non ci sarebbero. Manifestazioni da numeri importanti a Zero Branco, con i 3 appuntamenti con l'Aspargo, il peperone e fino a domenica del radicchio rosso di Treviso. La sagra del peperone è quella più famosa. Se qui abbiamo in questi momenti circa 15.000 persone di piatti fatti, lì ne abbiamo, non dico il doppio, ma quasi, insomma. Ecco. Noi abbiamo anche, per dire, dei camperisti che vengono qua, abbiamo amici da Bologna, da Vicenza, da tutta la parte alta dell'Italia.